Benvenuti ad una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo il termine aggighiare. Ripetete con me. Ste aggighianno rufriddo. Il termine aggighiare si usa nei mesi freddi come dicembre, gennaio e febbraio. In Italia si dice c'è un freddo cane. In Sicilia ste aggighianno rufriddo. Lo dicono tutti, pure i cani. La donna sente sempre freddo anche ad agosto, ma allora perché d'inverno apre la finestra e dice così arieggia? No, così non arieggia, così s'aggighia. Se glielo dici ti risponde ma ti lamenti sempre, sono stufa. E allora se sei stufa vieni qua che stai aggighiando rufriddo. Aggighiare dal freddo in Sicilia è una vera sofferenza, noi non siamo abituati. Inverno, al nord arriva la neve ed è normale, tutti in macchina hanno le catene per le gomme. Noi la catena manco la mettiamo al motorino perché tanto su fottono il stesso. Estate e inverno. Aggighiare in Sicilia è una vera sofferenza, ma c'è chi sostiene che è meglio aggighiare che sudare. Certo, d'inverno si aggiglia, però si va sulla neve. Bella la neve, bellissimo, fa atmosfera. I genitori dicono ai figli guarda che bello, sta ingrandinando. Bello sì, a Milano, a Bolzano, a Udine è bello che sono attrezzati e il ghiaccio non fa danno. Qui da noi l'unico ghiaccio che non fa danno è una bella granita in pieno agosto con 47 gradi all'ombra. Se in Sicilia avessimo prevalentemente la neve, noi al posto di una bella birra ghiacciata avremmo per tutto l'anno la tisana e chi siamo malate. Solo d'inverno puoi fare la settimana bianca. Settimana bianca? Con quel freddo ti diventa tutto piccolo piccolo che al massimo puoi fare la settimana in bianco. Infatti, come si dice, c'è un freddo che cadono gli uccelli morti. Ripetete con me, c'è un freddo, cagare nella cede morte. D'estate col sole cammini tranquillo, ma d'inverno devi stare attento perché improvvisamente scoppia un temporale e siccome non siamo attrezzati, tu trovi tombini attoppati, tombini stuppati, strade scassate, gente che passa con la macchina che ti schizza addosso un'ondata di acqua fangosa che tu arrivi a casa che sei marrone color fango. Ma qua il problema non è né dell'inverno e nemmeno delle strade scassate. Qui il problema è che ci sono troppi fanghi in mezzo alla strada. Ripetete con me, ci sono troppo fanghi in mezzo alla strada. Insomma, la tesi meglio aggighiare che sudare è da congelare, perché è evidente che fa acqua da tutte le parti. Ci vediamo alla prossima puntata di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano se non sei morto aggighiato dal freddo. E la mia casa è Piazza Grande.